L'epidemia non morde più, contagi in calo, Luca Zaia guarda i numeri e punta il futuro. Scollinato maggio, la discesa diventerà più ripida, più veloce, in direzione della fascia di rischio più bassa, la bianca. In questa guerra giocherà un ruolo strategico il generale Estate, con il caldo, la vita che si sposta all'aria aperta. Poi bisognerà usare tutte le armi che oggi abbiamo a disposizione, dalle cure con i preziosi anticorpi monoclonali alla prevenzione con i vaccini che stanno dando grandi risultati. È innegabile che le vaccinazioni stiano dando i loro frutti. Ricordo che, tanto per dare due dati, abbiamo oltre il 98% di vaccinati sopra gli 80 anni. Abbiamo oltre l'82% di vaccinati sopra dai 70 ai 79 anni, 82% dai 70 ai 79 anni. Abbiamo oltre il 65% di vaccinati dai 60 ai 69 anni. Perché vi dico questo? Perché dove abbiamo vaccinato, parlo degli over 70, abbiamo di fatto un paziente che è scomparso dagli ospedali. Vi annuncio quindi che dalle ore 16 di oggi apriamo i quarantenni. Ora che la campagna di vaccinazione si affaccia sulle nuove generazioni che hanno più dimestichezza con la tecnologia, sarà utile l'app Sanità Chilometro Zero, dove è possibile prenotare il vaccino sui cellulari. È iniziata la fase di convivenza con il virus. È di fatto iniziata la vera fase della convivenza. Quando i cittadini chiedono ma come sarà il futuro? Sarà il futuro che male che ci vada avremo i richiami dei vaccini, ma pensare che il nostro futuro sia quello di richiuderci in casa vuol dire che veramente dovrebbe esserci un cambio di scenario nel virus che dovrebbe a un certo punto essere, come si può dire, indifferente alla vaccinazione, ma non sarà così.